Grazie. Questa è una poesia difficile da declamare. L'ho scritta quando ho saputo che è morto uno dei miei più cari amici, Mario Bertozzi. Lo contrastare dell'umano e dello disumano, l'acceto dello corpo spirituale contro chidro fisico, la lotta tra la vita e la morte, su nulla saitta che anticipa la nostra triste fine. Vaganti, allucinazioni e ammaraggio n'assaiono. No, non si può scrivere lo dolore, né possente voce può mai spiegarlo, o non smiciaciato per sbiglio contarlo, perché non si conoscono le intrighe della mauta che fumo, dell'annariamento e la fidica non sappiamo esponere l'uscio dell'arma accoglie lo misterio, ma la sanno auce lo dolore. Poesia, astuta la me paraunna, e accoglimi dallo silenzio. Conosciamo il dolore, ma non si può scrivere il dolore, non si può descrivere un'emozione, una passione. È difficile perché li conosciamo, ma proviamo a dargli un contorno, proviamo a dargli una forma architettonica. È difficile. E in questa difficoltà avventurarsi con la capacità che ha avuto Alessio di farci vivere e di farci immedesimare, perché ognuno ha trovato il viso di un suo dolore.